Primo giorno di lavoro per la consulta chiamata a trattare con la capitale per l'autonomia del Veneto, l'occasione per precisare che il percorso Veneto sarà diverso rispetto a quello di Emilia e Lombardia e che il 9 novembre il Veneto non ci sarà al tavolo della trattativa aperta dal governo. No, in Veneto a quel tavolo non ci sarà perché sta approvando il disegno di legge. Le altre due regioni non vanno con un disegno di legge, cioè non vanno con un contratto per la trattativa, ma ci vanno con una mozione. Sono due percorsi differenti, ma noi in dote portiamo un lavoro di 5 anni, cosa che magari gli altri non hanno fatto. L'obiettivo, spiega Zaia, è quello di ottenere le 23 competenze auspicate, insomma di non andare a Roma con il cappello in mano, ma di andarci con un progetto preciso alle spalle, un obiettivo concreto e una roadmap, un progetto stilato dai professionisti indicati dalla Regione. Il territorio seguirà passo dopo passo l'evolversi della trattativa, soprattutto per una regione come il Veneto che va ad una trattativa con un disegno di legge con 54 articoli dove vengono affrontati le 23 competenze. Il comitato scientifico è di altissimo livello, ha ribadito il governatore, così come di altissimo livello sono le pretese dei cittadini. 2.400.000 veneti che votano, che sono il 98% che dice sì, non rappresentano un partito, rappresentano la volontà di un territorio. Veneti e nuovi veneti. Presentiamo un progetto unico che vale per tutti.